La CNA Sicilia esprime vivo apprezzamento per l'importante decisione assunta dall'assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e del lavoro, guidato dall'assessore Nuccio Albano, che introduce significative semplificazioni per la formazione nell'apprendistato professionalizzante. Grazie a un indirizzo interpretativo formalizzato, la formazione di base e trasversale a carico del datore di lavoro, laddove non finanziata pubblicamente, potrà essere erogata in modalità e-learning. Questo modello formativo remoto, prevalentemente asincrono, garantisce l'interattività a distanza tra apprendisti, docenti e tutor attraverso piattaforme digitali dedicate, assicurando flessibilità senza compromettere la qualità. La possibilità di utilizzare l'e-learning per la formazione obbligatoria degli apprendisti, ha dichiarato Giuseppe Orlando, vicepresidente CNA Sicilia con delega alla formazione, rappresenta un passo fondamentale di modernità e semplificazione. Finalmente rendiamo accessibile e sostenibile un adempimento che soprattutto per le micro e piccole imprese risultava spesso oneroso e complesso a causa della rigidità delle modalità formative sincrone in presenza. Siamo convinti che questa apertura darà un forte impulso alla stipula dei contratti di apprendistato nella regione. CNA Sicilia riconosce e ringrazia per la sensibilità dimostrata all'assessore Nuccio Albano, il dottor Ettore Foti, dirigente generale del Dipartimento, e gli uffici competenti per il prezioso contributo tecnico e l'ascolto attivo delle esigenze del mondo produttivo. La Confederazione, nel confermare la propria volontà di collaborare per la continua semplificazione e valorizzazione dell'apprendistato, ribadisce come questo strumento sia una leva strategica per favorire l'occupazione giovanile, la crescita professionale nel territorio siciliano all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità per le imprese